Assessore Maschio, oggi inaugurazione di Casa Fenice. Ci può spiegare bene in che cosa consiste questo progetto e chi può accedervi? Sì, questo è un progetto bellissimo che abbiamo portato avanti come ambito VEN07 come comune di Conegliano Ente Capofila. È un progetto rivolto a tutte le cittadine dei nostri 28 comuni, ex Sul 7, e è diretto a percorsi di accompagnamento all'abitare e di autonomia rispetto a un target femminile, quindi potranno essere donne, donne da sole o donne accompagnate da minori. Come si accede a questo servizio? Le persone appunto che ne hanno necessità, come devono fare a richiedere l'ingresso? Sì, l'ingresso generalmente anzi sarà coordinato dalle assistenti sociali di ambito, in quanto la presa in carico sarà appunto decisa e determinata da loro, insieme però a una rete di operatori che saranno quelli che erogheranno proprio il servizio di accompagnamento, che è una casa per l'uomo, ma anche dalle assistenti sociali territoriali. Infatti la segnalazione da parte del territorio sarà l'elemento iniziale per appunto approcciarsi alle persone che hanno problemi. Quindi l'assistente territoriale del singolo comune porterà all'attenzione dell'assistente sociale di ambito la necessità, magari la possibilità di aiutare il suo utente grazie a questa progettualità, e insieme a un'equipe multidisciplinare vaglieranno appunto se la persona potrà essere introdotta in questa abitazione. Questa abitazione ospiterà più persone, quindi sarà un accompagnamento proprio di co-housing, di convivenza insieme a altre famiglie, insieme a un'altra donna che ha bisogno di aiuto che può essere in vario modo richiesto, quindi può essere un aiuto nel trovare lavoro, chiaramente parte da un'esigenza di casa, quindi di una mancanza di un'ospitalità, quindi sicuramente quello è l'elemento essenziale e iniziale, per poi però portare a una indipendenza e un'autonomia sotto tutti gli aspetti, quindi lavorativa, culturale, di forza economica, e quindi sarà proprio una messa a disposizione di più servizi di accompagnamento, anche con il collegamento che abbiamo sempre con l'azienda sanitaria. Quindi in base al progetto, in base alle singole necessità, si creerà proprio un progetto individuale attraverso appunto un'equipe multiprofessionale che accompagnerà queste persone e monitorerà queste persone in questo accompagnamento di autonomia. Il nostro obiettivo è proprio aiutarle a diventare autonome, a diventare proprio cittadine di oggi e di domani. Questo periodo di accompagnamento più o meno in media quanto durerà e chi è che insomma verificherà l'andamento e insomma vigilerà tra virgolette ovviamente questo periodo di residenza? Sì, i progressi e tutto quello che è appunto l'accompagnamento verrà svolto appunto sempre in triage, quindi ci sarà sempre l'ambito, ci sarà sempre il comune territoriale, quindi con la propria assistente, e anche appunto l'ente, il terzo settore, una casa per l'uomo che proprio erogherà il servizio completo di riunioni, incontri, quindi ci sarà una supervisione continua, ma continua nella necessità del singolo progetto, perché magari ci sono progetti dove magari coinvolgeranno minori che necessiteranno anche di educatori, di figure anche ulteriori rispetto a quelle 3 di cui accennavo prima, e questo verrà appunto erogato in base alle necessità dell'utente. Sappiamo che abbiamo dato un termine, ecco, diciamo, che può essere rappresentativo di una fine progettualità massimo, che può essere di 2 anni, quindi un percorso che può essere più veloce, più rapido, e noi ci auspichiamo, no, che grazie a questa continua attenzione da parte dei servizi possa essere velocizzato, però anche portato avanti nei 2 anni in base appunto alle necessità del singolo nucleo familiare o della singola persona. Quanti posti ci sono all'interno della residenza e quanto tempo ci è voluto per concretizzare questo progetto? Sì, in Casa Fenice ospiteremo 9 persone. Questo progetto però si unisce a una rete territoriale che è già partita di servizi. Questo è un immobile messo a disposizione del comune di Susegana per tutti i cittadini, quindi anche degli altri comuni, ma nel frattempo abbiamo trovato anche delle soluzioni locative e quindi offriamo già un servizio nel territorio coneglianese. Stiamo già accompagnando 2 donne, una accompagnata da minori, ma anche su Vittorio Veneto la scorsa settimana è stata
stata inaugurata Casa Bambina, Maria Bambina, dove ospiteremo altre 6 persone. Quindi insomma è una rete questa che ci dà l'opportunità di crescere e anche di perfezionare il servizio in base alle necessità che verranno appunto evidenziate. Sappiamo da un'indagine che è stata fatta all'inizio dell'apertura, no, di questo servizio, che la necessità le richieste erano una trentina da parte degli assistenti del territorio, e quindi ritenevamo importante sicuramente mettere a disposizione più posti possibili. Credo che il percorso è stato tanto e davvero in poco tempo, perché si parla del 2023, quando appunto il Ministero ci ha confermato e ci ha ripescati in questa progettualità. Quindi rispetto all'inizio del 2021, che il progetto era finanziabile, era sostenibile, però non era erogabile il finanziamento a causa di fondi che mancavano, nel 2023 è arrivata la richiesta dell'opportunità di ripartecipare, e quindi davvero con una massima efficienza di velocità sia gli uffici di Conegliano per seguire tutta la parte di progettualità, ma anche i servizi di Susegana per quanto riguarda tutto proprio la ristrutturazione, che se ne sono occupati loro. È stato davvero una corsa importante, ma grazie a tutti che abbiamo partecipato, grazie al terzo settore che ci ha dato una mano, alle donazioni che sono arrivate, perché appunto anche poi arredare l'appartamento non è stata anzi è stata un'avventura nel trovare la manifestazione proprio di volontariato importante che c'è nel nostro territorio e accoglierla.